Davide Barbiero, Alice Gatti, Elena Mazzetto, Martina Ricci, Gioco Valeria, Daniele Cotoni, Alice Beccari, Roberto Battistoni, Asia Abate, Gianni Pietro Irocchi. Asia Abate vince ancora e con lei l'Italia sale sul podio dei mondiali FISDIR di ginnastica. L'atleta empedoclina classe 1994 porta a casa 2 medaglie di bronzo in trave e volteggio. L'evento si è svolto a Ponte di Legno Tonale dall'1 al 4 dicembre scorsi. Al Palasport della cittadina bresciana gli atleti italiani si sono confrontati con avversari provenienti da altri 7 paesi: Argentina, Bulgaria, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Spagna, Sudafrica. Asia torna a casa con un grande sorriso e ci rende ancora una volta orgogliosi. Questa esperienza sono stati molto turni, c'erano 8 nazioni. Sono arrivata a terza, sia sulla trave e sul volteggio. I miei sacrifici sono molto duri perché il mio allenamento è stato duro, quindi ci sono sacrifici miei e della mia istruttrice e l'impegno che mi sono messa io. Questo è un buon allenamento che è veramente riuscito. È appena una concentrazione e l'impegno che ho messo. Allora, con gli altri che sono, diciamo, loro parlavano inglese o le altre lingue e noi italiani parlavamo in italiano. No, non ci siamo capiti perché erano linguaggio diverso. Accanto ad Asia, la sua più grande tifosa, la mamma Katia Santamaria, che ci racconta come la loro vita sia scandita da un'emozione dopo l'altra, ma già sa che Asia guarda al prossimo obiettivo. La madre si sta riprendendo da quest'altra avventura perché da poco Asia si è laureata un mese fa, per cui abbiamo dovuto conciliare studio per appunto la parte finale della laurea e gli allenamenti, però lei è un tipo che sa equilibrare bene le sue giornate, dividersi bene, impegnarsi in tutte le cose che fa, per cui insomma è andata molto bene. Anche se questa volta, ripeto, per il discorso della location, un po' per il numero delle squadre ben corpose, insomma è stata ancora più difficile e dura, però ce l'ha fatta, abbiamo preso 2 bronzi e continuiamo l'avventura Italia. E le gare sono stati il 3, che era il sabato, e il 4 erano i mondiali. Si sono svolte su 2 giornate.